Bentornati a tutti alla Cittadella, io sono Matt Kerus, con me ci sono Francesco Borgonovo e Massimo Salvati. E dunque, quel poliziotto che aveva sparato al pusher marocchino a fine gennaio a Rogoredo, all'inizio sembrava legittima difesa, noi ci siamo fidati delle sue parole e invece no, il poliziotto è oggi accusato di omicidio volontario. Sembrerebbe infatti che la pistola che era stata trovata a fianco della vittima l'abbia messa proprio il poliziotto stesso e dunque avrebbe sparato mentre il pusher fuggiva disarmato. Dunque noi dobbiamo dirlo, dobbiamo essere onesti intellettualmente, se è andata davvero così quel poliziotto, io personalmente lo considero un traditore, noi ci siamo fidati delle sue parole ed evidentemente non è stato insomma, non è stato così come ci ha raccontato. Tuttavia questo non significa ora che tutti i poliziotti siano cattivi, come invece sembra emergere dalle ultime notizie, i giornali, gli influencer, i VIP che insomma considerano questo atto criminale come se tutti quanti i poliziotti fossero appunto cattivi. Però siamo sicuri di una cosa, che questo dramma rivela come a Rogoredo il problema principale sia l'immigrazione irregolare e incontrollata, lo spaccio a cielo aperto, i quartieri abbandonati. E allora il tema è vivo, ne parliamo oggi, parliamo di immigrazione, di sicurezza e lo facciamo con ospiti speciali, che sono Carmela Rozza, alla quale do il benvenuto, consigliere, Buongiorno. Regione Lombardia del PD, Roberto Donghi, capo consigliere regionale di Seveso, di Fratelli d'Italia. E allora domando subito alla dottoressa Rozza: esiste un'emergenza immigrazione strettamente collegata alla sicurezza o la destra sta usando questa correlazione per giustificare una sorta di razzismo inconscio? Esistono i fantasmi prodotti da una legge sull'immigrazione inadeguata, che andrebbe cambiata da parecchi anni, andava cambiata, e esistono i fantasmi prodotti dal decreto Cutro e quant'altro. Quando le persone non hanno diritti, diventano manodopera dei delinquenti o schiavi. E il tema è serio e grave, va affrontato e va risolto in questo senso, perché non tutti gli immigrati che non hanno diritti sono delinquenti e non tutti quelli che hanno i diritti non sono delinquenti. Vale per gli italiani, vale per gli stranieri. Quindi poca ideologia e invece dobbiamo affrontare il problema dell'immigrazione irregolare con senso di realtà, pragmatismo e prima di tutto dobbiamo fare in modo che nelle nostre città le persone che la vivono abbiano la possibilità di scegliere il lavoro e non di trovarsi a essere manodopera in genere per come dire, le organizzazioni importanti che producono il mercato della droga e poi li usano per fare i pusher. Ma è un tema complesso che non si risolve certo con una battuta o con una trasmissione. Su Rogoredo però due cose ci tengo a precisarle. Primo, uno dei problemi più grossi ce l'abbiamo nell'area ferroviaria di Rogoredo e prima di tutto nell'area ferroviaria di via Sant'Arialdo dove c'è l'alta velocità. Di fronte a questo luogo c'era il bosco della droga di proprietà del comune di Milano, che nel 2018-2017 iniziai io a fare gli interventi come comune assieme a carabinieri e polizia di Stato per recuperare quel bosco. Bosco recuperato, ma siccome i tossici e gli spacciatori pusher si spostano, sono andati a occupare un altro pezzetto di area di confine con San Donato, anzi sul territorio di San Donato adiacente alla metropolitana, su cui invece col comune di San Donato bisogna intervenire, anche collaborando naturalmente. Io non credo che il comune di San Donato da solo
possa fare è il tavolo dell'ordine e della sicurezza, il Comune di Milano, se serve aiuto a San Donato, deve darlo. E il terzo punto di complicato è la metropolitana di San Donato, sotto le stazioni della metropolitana. Su tutto questo non basta mandare una pattuglia di poliziotti, bisogna fare interventi che sanificano le aree sapendo che il problema si sposta e quindi bisogna seguirlo. Oltre al tema di lavorare per recuperare ed eliminare il problema della tossicodipendenza, perché il problema è complesso. Ultima battuta e poi mi taccio, ma ci tenevo anche dalla sua introduzione a precisare un'ultima cosa. Io sono fra chi fin dal primo giorno ha ritenuto che quel 26 gennaio a Rogoredo era successo qualcosa di strano, perché di norma lo spacciatore scappa dalla polizia, non punta pistole. Chi ne capisce un po' sa che gli spacciatori scappano. Abbiamo atteso di avere notizie prima di prendere posizione, ma una cosa sia chiara per tutti. In tutte le categorie, dalla politica ai medici, agli infermieri, uso le mie categorie, passando anche per tutte le altre professioni, ci sono la stragrande maggioranza di persone per bene oneste che portano avanti il loro lavoro e spesso i servizi del nostro paese, e poi abbiamo i borderline. E nel caso di Rogoredo, quel poliziotto io lo ascrivo tra i borderline, ma non posso pensare, nessuno di noi pensa, di criminalizzare la polizia. Anzi, grazie al fatto che la magistratura ha affidato alla polizia stessa le indagini, come è avvenuto sul caso di Rami, ai carabinieri stessi le indagini, si dà l'opportunità e si restituisce l'onorabilità a queste forze dell'ordine proprio grazie al fatto che sono loro che indagano e sono loro che individuano i reati diciamo, dei colleghi infedeli, perché chiaramente un poliziotto, un carabiniere, un infermiere, un medico. Io non sono dell'idea che adesso a questo poliziotto, ex poliziotto che si è reso colpevole di un crimine, deve essere trattato come qualsiasi altro cittadino che sia reso colpevole di un crimine. Ma non è la polizia di Stato che è colpevole di questo crimine, quel poliziotto, e se ci sono collusioni, quelli che hanno colluso con lui. Vorrei sentire anche Donghi cosa ne pensa riguardo questa vicenda, una sua valutazione in merito, anche rispetto alle parole che ha pronunciato finora la dottoressa Rozza. Ma intanto buonasera e grazie per l'invito, buonasera a tutti gli ospiti che sono qui come me a parlare. Ma io in linea di massima sono anche d'accordo con quello che ha detto il consigliere Rozza, perché la polizia, le forze dell'ordine, i carabinieri, adesso qualsiasi corpo si possa trattare, sono le figure alle quali noi cittadini affidiamo la garanzia della sicurezza e soprattutto quello che è definito il monopolio della violenza che spetta allo Stato per reprimere, nel caso in cui serva, tutto quello che mette in pericolo l'ordine, la proprietà, piuttosto che anche nel nostro ordinamento la Repubblica stessa. E quindi quando si fa questa cosa, quando si demanda la propria sicurezza, la propria tutela dell'ordine a qualcun altro, e tra quel qualcun altro c'è chi ne approfitta per fare, si è parlato di taglieggiamento, di pizzi e mazzette prese per poter consentire lo spaccio in quella zona, ecco, quando succede una cosa del genere è chiaro che la cosa assume una gravità incredibile, perché si è traditi proprio in questa funzione, no, che noi cittadini affidiamo allo Stato. Poi ovviamente, come diceva il consigliere Rozza, non c'entra assolutamente niente la polizia, perché come sappiamo benissimo noi consigliere, c'è il politico bravo che fa il suo lavoro per passione e lo porta avanti dignitosamente rappresentando i suoi elettori e i cittadini, e c'è il politico che invece è lì per altri motivi e molto spesso quando capita viene pizzicato. Molte volte vengono anche assolti alcuni, però sono pizzicati quelli che commettono i reati. E quindi anche come succede in tutte le categorie, succede anche in quella della polizia. Sul resto, cosa posso dire? In realtà sono sempre d'accordo con il consigliere Rozza quando dice che serve affrontare il tema dell'immigrazione regolare e clandestina con molta concretezza e che le leggi debbano essere aggiornate, perché è vero, l'immigrazione degli anni 90, che pure era tanta,
mondo che poi abbiamo scoperto essere molto più simile al nostro, seppur era quello al di là della cortina di ferro, oggigiorno è cambiato completamente. Si parla di culture completamente diverse che faticano molto a integrarsi in quello che è il nostro sistema. Però appunto mi viene anche da chiedere come debba essere aggiornata queste leggi, come debbano essere aggiornate, perché quando si tratta di mettere magari una stretta, una morsa, perché effettivamente credo che si sia arrivati a superare il limite di quello che si poteva proprio umanamente, anche con le risorse che aveva a disposizione il nostro Stato, consentire, ecco, quando succede che si stringe, poi dopo si parla al fascismo, si parla alla stretta autoritaria e tutto quanto. Quando niente di questo è vero, semplicemente concretamente da politici c'è una realtà che è diventata sempre più insostenibile e il caso di quello che succede a Rogoredo, ma io posso parlare, per non parlare di Rogoredo, che è il territorio in provincia di Milano e quindi compete alla Cosiliere Rossa. Parlo del Parco delle Groane che compete a me in quanto rappresentante di uno dei comuni che ne fa parte. È anche il risultato di questo. Quando uno arriva in un paese convinto di trovare l'Eden, l'Europa dove tutti lavorano, tutti sono ricchi, eccetera, poi non è così, che fai? Ormai sei qui, non hai documenti, non hai niente, in qualche modo devi tirare a campare. Per amor del cielo, posso capire che la pancia vuota dovrebbe essere riempita, ma questo non lo si può fare a scapito della sicurezza di tutti quanti noi, dell'ordine e delle condizioni sociali nelle quali viviamo. Sono convinto, e concludo, come diceva il consigliere Rozza, che non tutte le persone che non hanno dei diritti siano dei delinquenti, però pur non essendolo, se non hanno diritto di essere su questo territorio, ma come sul territorio di qualsiasi altro paese del mondo, non ci debbano stare. E per quanto ci sia un diritto, penso, non lo so, non scritto da nessuna parte, però moralmente all'emigrazione. Mi intrometto perché lei dice ci dà un diritto all'immigrazione. No, non esiste un diritto No, infatti all'immigrazione, o meglio, dicevo, si cita questo fantomatico diritto no, si cita, all'immigrazione. esiste, guardi, nella dichiarazione dei diritti dell'uomo c'è il diritto a spostarsi, come no, ma è il diritto del singolo a cercare condizioni di vita migliori, per carità. Il problema è che non c'è nessun dovere, ricordato in quella dichiarazione, degli singoli stati di accogliere per forza queste persone. Sì, Quindi ma gli infatti è quello stati che stavo dicendo, come può esistere quel diritto, esiste il diritto e il dovere degli stati di dire no, tu qui non hai il permesso di rimanerci. Era questa la conclusione, stavo proprio arrivando lì. No, ma io andavo a rafforzare quello che lei stava dicendo e mi permetto di introdurre un nuovo argomento, perché a Milano tutte le questioni, adesso dibattiamo sul referendum, la giustizia, mica la giustizia, i vari scudi penali inesistenti e va bene, però bisogna dare atto che i magistrati a Milano stanno facendo un grandissimo lavoro per quello che riguarda i rider. E io credo che lì salti fuori tutta l'ipocrisia del modo in cui noi fino adesso abbiamo trattato l'immigrazione, perché si fanno delle inchieste su Glovo, Deliveroo, si va a vedere dentro i McDonald's, dentro vari ristoranti, no? E poi tutti piangono dicendo: ah, guardate in che condizioni stanno i rider. Bene, i rider sono il bel regalo dell'immigrazione di massa, perché sono per la grandissima parte immigrati clandestini. Noi li vediamo da anni. Io li vedevo sotto la mia redazione ancora anni fa a Milano, stavano di fronte a un notissimo albergo che ha un parchetto davanti e stavano lì poveretti sfiniti a lavare i vestiti nella fontana d'estate, a metterli, era uno spettacolo raccapricciante, senza considerare, come dire, quello è il sistema dell'immigrazione, cioè un mercato sregolato che non è nemmeno capitalismo, ormai è una cosa abominevole, che sfrutta queste persone, le fa correre come dei pazzi, sfrutta quelli che producono il cibo, che devono correre anche loro per stare dietro ai tempi degli algoritmi della app, tutto a beneficio di multinazionali che non pagano le tasse qui, che ci vendono prodotti spesso scadenti, perché poi bisognerebbe, l'ho ricordato Gianluigi Paragoni, bisognerebbe andare a vedere dentro quei box, quelle robe che usano per trasportare il cibo, che cosa c'è. Io vorrei fare una bella analisi dell'ASL su quella roba e secondo me viene fuori uno schifo indegno, anche perché poi vivono in quelle condizioni, alimentano un mercato clandestino di tutte le biciclette, bici elettriche, motorini e questa roba qua, sono un pericolo per chi gira in città a partire dai tassisti. Tutto questo
è l'immigrazione di massa, quella che è stata voluta in nome della bontà e dell'accoglienza. Io credo che una riflessione su questo la dobbiamo fare. Dobbiamo fare una riflessione sul rapporto con le forze dell'ordine, su Cinturrino, sulle reazioni che ci sono state e tutti gli errori della destra, per carità, tutto quanto. Però se si chiede un ripensamento alla destra, poi bisogna anche dire a tutto il mondo progressista, cari, guardate lì, perché quella è l'immigrazione di massa e non è che l'ho voluta io, perdonatemi. Dottoressa Rozza, Ma una replica? onestamente, stavo pensando, sentendo Borgonovo, allora, tutta colpa dei clandestini. Anche il fatto che Trump non vuole che tassiamo tutte le aziende No, sono vittime, americane Rozza, sono dei vittime. social è colpa dei clandestini. Allora, premesso che questo racconto per cui c'è stata una sinistra che diceva venite tutti qua che vi accogliamo è una bufala storica che tirate avanti da 20 anni. Premesso che negli ultimi 30 anni, dal 92 ad oggi, diciamo che è il periodo in cui è cresciuta l'immigrazione, abbiamo governato tutti, e se c'è una cosa certa è che nessuno è riuscito a rimpatriare i clandestini che abbiamo nel nostro territorio, fino ad oggi non c'è riuscito nessuno, neanche la Meloni, e ancora meno a bloccare i flussi. Lo facciamo per No, mi perdoni invece Rozza, io la devo interrompere e correggerla per due motivi. Uno, lei ha una storia diversa, fatta anche di attenzione alla sicurezza e di queste cose, lei personalmente, e questo le va riconosciuto, ma che ci siano stati governi di sinistra, a partire da quello di Renzi, quei famosi accordi mai smentiti, cioè ci fate gli sconticini sulle norme UE, noi ci prendiamo i clandestini, questo non è mai stato Io smentito. Quindi gli accordi ci sono stati. vorrei evitare, Quei però governi di sinistra li hanno voluti tutti e mi perdoni, qualcuno che ha fermato i flussi invece c'è e si chiama Matteo Salvini, che vi piaccia o no, no, diciamo e lo ha fatto. quelle sono stupidaggini, No, come no? stupidaggini di una propaganda che si è consumata sulle navi dell'ONG mentre sbarcavano i barchini. Lasci Ma basta stare, guardare i dati però, basta guardare i dati degli ingressi. guardando pure i dati, i barchini non solo non venivano conteggiati, e le aggiungo anche una seconda cosa. Perché vede, io purtroppo, essendo anche siciliana, ho rapporti con gli infermieri che fanno l'accoglienza a Pozzallo, quindi so anche che succedeva a Pozzallo. Quando c'era Salvini non si faceva sapere neanche al sindaco di Pozzallo quando c'era da accogliere le navi piene di immigrati e si tenevano nascoste alle Ma televisioni. quello dipende dai prefetti però. Se la Meloni fa peggio di Salvini è un problema che sta nel centrodestra, non sicuramente per me. Io non voglio fare la polemica perché non mi interessa. A me interessa capire come risolvo un problema di tutti questi fantasmi che sono nelle nostre città, a partire dalla mia città, e che se va bene fanno gli schiavi e se va male diventano delinquenti, perché questo è quello che interessa ai cittadini, cioè vivere serenamente. Allora, visto che nei governi di sinistra vuole metterci l'accezione che c'era qualcuno che ha fatto un accordo a Roma, è come l'accordo che ha fatto in Germania la Meloni, per cui non chiediamo il debito comune che serve all'Italia, però abbiamo gli immigrati in Albania e siamo tutti felici. Dipende dalle priorità che uno si dà. Io mi do una priorità. Se ho come quelli che poveracci lavorano con i delivery, è gente che vuole lavorare, non è gente disonesta, non è gente che rischia tutti i giorni la pelle perché vuole lavorare. Allora forse è utile che io a quella gente che vuole lavorare gli do l'opportunità di farlo. Invece cosa ha fatto il governo Meloni e i vari governi dove si è alternato Salvini? Abbiamo tolto addirittura, se io perdo il lavoro e sono un immigrato, non perdo il permesso e non ne posso trovare neanche un Ecco, altro. E aumento chiaro, i la dobbiamo fantasmi. fermare un attimo Rozza perché ci dobbiamo fermare un istante, Io però vi fermo. ripartiamo da qua, abbiamo tempo, non la vogliamo censurare per niente, No, ma non ripartiamo lo da qui. penso perché mi conosci abbastanza che sennò protesterei. Esatto, ci fermiamo un istante e torniamo subito.
social lives. They made a lipstick, plastic, and paint. Such a shamelessly rise. All your life, all your life, all your past. When your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. No one heard a single word you said. They should have seen it in your eyes. What was going around your head? Oh, she's a little runaway. Daddy's curling fast, all the things he couldn't say. Ooh, she's a little runaway. She's a light every night, guaranteed to blow your mind. I see you out on the streets, calling for a wild time. So you sit home alone, 'cause there's nothing left that you can do. There's only pictures hung in the shadows left there to look at you. You know she lights the lights at night on the neon Broadway sign. She don't really mind, it's only love she hopes to find. Ooh, she's a little runaway. Daddy's girl and fast, all the things he couldn't say. Ooh, she's a little runaway. No one heard a single word you said. They should have seen it in your eyes. What was going around your head? Ooh, she's a little runaway. Daddy's girl and fast, all those things they couldn't say. Ooh, she's a little runaway. Daddy's girl and fast, now she works the night away. Ooh, she's a little runaway. Rieccoci qui, La Cittadella, Matt Kerus, Francesco Borgonovo, Massimo Salvati, Carmela Rozza e Roberto Donghi. A te la parola, Francesco. Sì, poi dobbiamo restituirla ovviamente a Carmela Rozza. Io dico solo la mia visione, che va oltre la destra. A me, guarda, delle polemiche destra e sinistra non mi frega nulla. Io penso una cosa, penso che quei rider siano delle vittime. Sono gente che vuole lavorare, in parte ci è costretta, anzi in larghissima parte è costretta a farlo in quel modo, e questo non è accettabile. Io non credo che questo sistema sia pensato, ma non perché c'è la Bossi-Fini o altro, perché c'è un sistema che va molto oltre la stessa Italia, che è un sistema occidentale basato sull'arrivo costante di gente che deve andare a fare quel lavoro lì. Cioè non ci sono posti di lavoro meglio pagati, non ci sono neanche momenti per gli italiani, ci sono quei posti lì, no? E quei posti. Allora, noi, secondo me, se vogliamo essere onesti, dobbiamo fare due ragionamenti: uno sul sistema economico
e poi prendere dei provvedimenti. E se certo che se il padrone Trump, padrone del vapore, ci dice non dovete fare la tassa su le piattaforme, e va bene, allora l'Unione Europea dimostri una volta tanto di aver coraggio, la faccia, o la facciano gli stati. Quella roba lì è inaccettabile e non è colpa loro sono sfruttati. Dopodiché, se uno chiudesse i rubinetti, il materiale umano da sfruttare non c'è più. Io credo che, dati alla mano, che quando c'è stato il cosiddetto blocco dei porti, ne siano arrivati di meno. Non basta, ovviamente. Io la soluzione ce l'ho. Per me la tanto temuta reimmigrazione è una soluzione umanitaria. Volete dire che è un'utopia? Può darsi, però quello è l'obiettivo a cui tendere. Cioè, le persone hanno, e lo dice la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, il diritto di stare a casa propria e vivere bene, non di venire qui a fare gli schiavi, perché l'unica ragione vera per cui li portiamo è questa, non è umanitaria, è prenderli da casa loro e fare gli schiavi, salvo una piccolissima percentuale di profughi che devono essere accolti in base a tutte le normative internazionali, su quelli nessuno ha da ridire niente. Però io non accetto neanche, e lo dico alla destra, non accetto neanche quando si dice ma poi abbiamo bisogno noi non abbiamo bisogno, non ne abbiamo bisogno che lavorino gli italiani, e queste persone hanno bisogno e diritto di stare a casa propria, vivere serenamente, non essere sfruttate, avere condizioni dignitose, e se vengono qui lo devono fare in piccolo numero, magari formati sul loro territorio. Io mi dico, perché in tutti questi bei piani che facciamo non ne facciamo qualcuno per la costruzione di scuole italiane, scuole professionali sul posto? C'è necessità momentanea di avere un po' un certo tipo di manodopera, allora la formiamo noi, la facciamo venire in piccolo numero con canali legali, queste persone vengono, fanno quello che devono fare, imparano una professione, poi se ne tornano a casa e la mettono in pratica nel loro territorio, che è quello che così dovrebbe funzionare, con il grande numero. Ditemi, faccio sempre la stessa domanda e la giro anche alla rozza, chiedo sempre alla sinistra, alla destra e a tutti: c'è una nazione in cui l'integrazione funziona? Ditemene una in cui non ci sono problemi. Il Regno Unito ha problemi, tant'è che c'è un governo di sinistra che adesso rimpatrierà 4.000 immigrati, dopo aver di fatto, hanno fatto bene, ricattato la Repubblica Democratica del Congo e altri. E nei paesi del nord Europa, Danimarca in testa, anche ci sono i socialdemocratici, fanno addirittura pagare con i gioielli le spese legali per la valutazione degli stranieri a quelli che arrivano. Tutti gli altri, a parte la Danimarca, hanno avuto problemi di qualche tipo, sicurezza, terrorismo e altro. La tanto celebrata Germania, se uno va a vedere i tassi di delinquenza degli afghani che si sono portati dentro in enorme dei siriani che si sono portati dentro in enorme numero, pensando, anche lì grande idea della Merkel, di utilizzarli come manodopera a basso costo nelle aziende, la cosa non ha funzionato e adesso hanno dei tassi di criminalità che sono molto superiori a quelli della media tedesca. Tra l'altro la Merkel ci aveva fatto anche firmare con 6-9 miliardi di euro un accordo con la Turchia per bloccare i flussi. Andiamo avanti, gli Stati Uniti, vabbè, questo è un discorso a parte, ma hanno i bei loro problemi anche loro, forse sono quelli che ne hanno meno di tutti. Allora, se voi mi dite un posto dove questo sistema ha funzionato, ditemi voi. Ma guardate che il tema, noi dovremmo imparare dagli errori degli altri e usare non l'ideologia, come ho detto all'inizio, ma la concretezza della realtà. Io mi faccio una domanda dai tempi in cui è iniziata l'operazione a Gaza. Ma quando aprono il varco i Gazawi decidono di fare quello che piace tanto a Netanyahu, cioè andarsene da Gaza e veleggiare magari verso l'Europa, noi li mandiamo indietro, non li vogliamo. Cioè, se il mondo fosse come lo vorrei io, un mondo di paesi sereni dove la gente lavora, dove non c'è la fame, dove non c'è la guerra, dove non c'è situazioni addirittura di bande armate che massacrano a destra e a manca. Io sono d'accordissimo che nessuno si muova, viene qua solo chi ha fatto domanda formale, ha i titoli per venire da noi.
Ma siccome nessuno ci chiede il permesso, perché poi l'Italia è stretta e lunga ed è fatta di coste, la gente arriva. Allora, in attesa di trovare la soluzione per non farli arrivare tutti, quelli che vogliono arrivare, io ritengo che la priorità per il mio paese, per i miei cittadini, è eliminare il pozzo senza fondo dove si alimenta la delinquenza. E allora forse gli imprenditori lombardi e veneti lo dicono ad altissima voce, forse è il caso che invece arruoli la gente che vuole lavorare, magari con un lavoro, formandoli, strada facendo. Poi se apriamo le scuole nei paesi di provenienza e riusciamo ad avere corridoi umanitari regolari, io sono d'accordissimo, ma abbiamo un problema serio. Quello che ho detto prima del mondo che in questo momento è a ferro e fuoco, aggiunto con un polmone terribile della Libia dove non riusciamo a bloccare niente. E lì c'è tanta gente che appena ci sono può, scappa, o appena decidono di ricattarci, ce li fanno arrivare. Allora, nel momento in cui la situazione è complessa e nessuno ha la bacchetta magica, perché neanche la Meloni, perché non è possibile, un problema complesso nessuno fa miracoli, la strada è che io, invece di fare un decreto flussi come quello fatto dal governo Meloni, che ha prodotto praticamente zero, perché dovevamo far arrivare 350.000 persone, se no se ne sono arrivati 6.000 regolarmente, forse il tema è che comincio a mettere nelle condizioni chi c'è già col permesso di soggiorno, che anche se perde il lavoro ne trova un altro e continua a lavorare, non che perde anche il diritto di restare, perché poi non se ne va e siamo punti da capo. Secondo, che tutti quelli che sono qui e che vogliono lavorare devo creare le condizioni perché vengono immessi nel mondo del lavoro, specie per i lavori che i nostri ragazzi non fanno, perché i delivery sono schiavi e finalmente c'è la magistratura che interviene oltre al lavoro fatto già prima dai sindacati, ma quella è gente che lavora, che rischia la propria pelle e che se la utilizzo meglio, perché noi non sappiamo neanche degli immigrati che o torto collo accogliamo, compresa con buona pace anche della Meloni che accoglie assieme a me, e il problema è che non sappiamo neanche che titoli di studio hanno, se sono capaci di fare delle cose, se ci servono. Nel frattempo si stringano gli accordi per rinviare chi si macchia di atti delinquenziali al proprio paese, ma sappiamo bene che la teoria non è la pratica e nella pratica o il governo Meloni fa gli accordi con i paesi di provenienza o se no non riusciamo a spesare nessuno, che poi chi ha fatto reato comunque mi deve rimanere nelle patrie galere, siamo d'accordo. Ma tutto il resto e tutti quelli che non vogliono delinquere e che non riusciamo a mandare a casa, vogliamo fare un'operazione che ci mette in sicurezza noi cittadini e ci permette di promuovere al cittadino chi oggi è un fantasma? Secondo me, per la sicurezza degli italiani, questa operazione va fatta. Ok, a me può anche andare bene pensare una cosa del genere, però fatto sta che regolarizzare gli irregolari per fargli fare i rider poi non è una grande mossa, anche perché diciamo come stanno le cose su Beh, un io certo non ho punto di detto vista. questo, però se lei vuole pensare No, così, io per non ho carità, detto però questo. ha detto però che ci sono dei lavori che gli italiani non vogliono più fare. Ma Purtroppo è perché così. gli italiani non vogliono fare questi lavori? Perché i salari sono troppo bassi in questi lavori e quindi interviene l'immigrazione irregolare o regolare che invece è disposta a fare questo tipo di lavori perché? Perché per esempio abbiamo comunità come i bengalesi e altre comunità simili che vivono in comunità e non è una novità il fatto che ci sono degli scandali di comunità dove abitano in 12 dentro un loculo da 50 metri quadrati. Cioè, quindi si dividono i costi e quindi possono permettersi di accettare anche stipendi minori perché vivendo in comunità riescono comunque a tirare a campare. Quindi
regolarizzando non risolviamo il problema, perché i posti di lavoro sono sempre gli stessi. Cioè, qua per fare una cosa del genere vanno anche aumentati i posti di lavoro e va aumentata la competitività, perché se aumentiamo la competitività, allora forse gli stipendi aumentano. Quindi, in tal senso, secondo me, bisogna fare un altro tipo di ragionamento a livello economico, che sicuramente possiamo discutere e anzi mi trova d'accordo sul fatto che il governo Meloni in tal senso non fa niente, ma nessun partito sta facendo molto in tal senso, perché mancano proprio i principi liberisti alla base per fare una cosa del genere. Io secondo vorrei me. sentire però anche cosa ne pensa Donghi, se questa regolarizzazione degli immigrati è utopia o se ne abbiamo bisogno, come dice Rozza. Insomma, vorrei sapere cosa ne pensa Donghi al riguardo. Cerco di essere sintetico perché sono state dette molte cose. Ma io parto da un principio, ricollegandomi al consigliere Rozza. Certo che tutti vorremmo vivere in un mondo dove non c'è la fame, non c'è la guerra, non c'è la povertà, però siccome ci occupiamo di cose molto concrete, mi vengono in mente le parole di Leo Longanesi che diceva: i problemi sociali non si risolvono, ci sarà sempre chi è povero, ci sarà sempre chi morirà di fame, ci sarà sempre chi finirà in mezzo a una guerra. È brutto, assolutamente sì, però non è il principio umanitarista che guida la politica degli stati, e soprattutto non credo che debba guidare la politica dell'Italia, quando poi tutti gli altri tranquillamente ci dicono: problemi di vostri, dei mediterranei, se vi sbarcano e teneteveli voi. Anche qui non è per il consigliere Rozza, perché per amor del cielo io conosco la sua storia, ci eravamo anche già confrontati in altre sedi e la rispetto, e so che non è la storia di una persona che della sicurezza se ne infischia e se ne infischia anche dello sfruttamento, tutt'altro. Però che ci siano stati purtroppo negli anni del governo Renzi tra i 600 e gli 800.000 ingressi irregolari registrati come irregolari da parte, sono dati del Viminale, li ho consultati un mesetto fa. Assolutamente no. 150.000 sono diventati 800.000. 800.000 tra i 600 e gli 800 dati del gli Viminale io glieli armeni posso erano mandare meno di tranquillamente. 150.000, però Vabbè, detto io glieli questo, posso mandare tranquillamente. ma sì, ha fatto la somma. Perché, se no, vabbè, li mando dal Viminale, cioè, sono dati ufficiali del funzionario del Viminale, ci non li ha fatti mancherebbe. Matteo Salvini, non li ha fatti Piantedosi, non li ha fatti il governo Meloni. Glieli posso mandare anche dopo. Adesso non ce li ho sotto mano, ma glieli mando. È un dato di fatto. E ancora, mi si permette anche di dire una cosa, cioè prima il dottor Borgonova ha citato appunto Matteo Salvini con le politiche stop, basta sbarchi, eccetera, no? Ma io ricordo anche un ex ministro del Partito Democratico che era Marco Minniti, che ebbe l'intuizione di fare quelli che, siccome li ha fatti la sinistra, chiamavano hotspot, quando poi li fa la destra in Albania si chiamano campi di concentramento, e che funzionavano. Poi uno dice, ma erano centri dove non si rispettavano i diritti umani dell'Unione Europea. Certo, stiamo parlando della Libia e di una situazione completamente diversa, ma posto il fatto che se io trovo uno in mare, ho il dovere di soccorrerlo, di sfamarlo e di rispettare i diritti fondamentali come l'inviolabilità di questa persona, eccetera, sei entrato irregolarmente e devi tornare da dove arrivi. Qui il punto, se mi si permette di dirlo, è l'ipocrisia della sinistra che dà fastidio anche a moltissimi cittadini, che adesso lo dico alla consigliera Rozza perché è qui in quanto eletta nel Partito Democratico, ma so benissimo che come lei, attenta alla sicurezza, ce ne sono anche tantissimi altri che non sono d'accordo e non erano d'accordo ai tempi del governi Letta, Renzi, Gentiloni eccetera con le politiche di immigrazione. Però l'ipocrisia sta proprio questo, quando citiamo i rider, ma quei rider dove si sviluppano? Nei centri urbani, nelle città dove troviamo le persone, ed escluso il presidente Rozza, che si ammantano della lotta di classe, dell'umanitarismo, eccetera, però poi sono i primi che senza quelli non scendono di casa per andare a fare 100 metri e fare la spesa. Non ci sono nel mio comune dove vado al supermercato e siamo in 20.000 abitanti, anzi ci sono perché ci abitano, perché come si diceva prima sono in edifici molto spesso anche fatiscenti con dentro 12-15 persone che pagano l'affitto a, diciamo, chiamiamolo un caporale, a uno che è più studiato degli altri e quindi si fa pagare l'affitto perché non so come è arrivato ed è riuscito a prendersi una casa
molto spesso all'asta e via dicendo, perché queste sono le realtà che io posso anche dimostrare sul mio territorio. E poi salgono sul treno e vanno in centro a Milano a lavorare, nel centro di Milano nel quale la maggior parte delle persone vive, no, di questo umanitarismo che poi alla fine smentisce nei fatti. O anche qui parliamo anche del piano Mattei, quando si viene a dire che, come è giusto che sia, io credo, e sono d'accordo con questo con Borgonovo, si debba investire in Africa per poter formare le persone, insegnargli delle lingue che siano europee, così che possano integrarsi e imparare delle lingue che possano funzionare qui. Ma quando tutto questo lo fai, l'accusa è di neocolonialismo, perché l'africano, per una certa sinistra, che sicuramente non è quella di Carmela Rozza, è quello che pur non avendo niente deve sorride anche se non ha niente, e se gli metto una giacca e una cravatta l'ho occidentalizzato e ho distrutto l'Africa. Ma chi è che dice che l'Africa deve essere quella roba lì e deve essere un luogo povero che deve continuare a morire di fame, perché almeno quando vado a fare il safari in Kenya, protetto nel mio villaggio turistico, posso vedere i poveri nelle capanne di fango che sorridono anche se non hanno niente? Cioè, noi dobbiamo cominciare a partire da dei presupposti, che qui non ci può stare il mondo intero e non esistono i paesi senza confini, non esiste l'umanitarismo, perché poi gli altri si muovono in altro modo. E soprattutto dobbiamo anche pensare che ci sono delle soluzioni che non c'entrano niente con il colonialismo e via dicendo, che portano invece sviluppo in determinati paesi. Poi certo, confacente alla realtà che si trova sul territorio, che non fa piacere a nessuno, ma noi siamo arrivati oggi, e il consigliere Rozza lo sa benissimo, ha un rispetto dei diritti umani, ha una storia, perché nei secoli c'è stata un'evoluzione. Si è partiti dall'età della pietra ai signori feudatari, allo Stato assoluto, con la rivoluzione americana, francese, o anche la rivoluzione inglese, quando si taglia la testa a Carlo I d'Inghilterra, si mettono dei paletti e si arriva al mondo in cui siamo oggi. Non si può pensare che da un giorno all'altro cambi tutto e sia tutto bello e meraviglioso. Quindi, quando si dice aiutiamoli a casa loro, che è diventato un po' una barzelletta raccontata purtroppo da certa sinistra, nei fatti il governo in qualche modo, con le esigue risorse anche di questa nazione, lo sta facendo e va fatto. Donghi, la fermo un attimo perché siamo verso la chiusura e vorrei sentire una risposta veloce da parte del consigliere Rozza. Siamo in chiusura, quindi insomma manca veloce è difficile, però mi sembra di aver sentito un trattato di storia privo di consecuzione logica, dopodiché tante cose, alcune che si contraddicono da soli. Guardate, io ho sentito tanta ideologia, tanta teoria, e io vi ho posto una questione pratica. Lei vuole un mondo senza vuole un mondo senza fame e povertà ideologico, sono io, ma dai. Io sono una donna concreta, nel bene però vuole la fame nel mondo che si tolga. Nel bene e nel male. No, io allora, due parole, dottoressa Rozza, due parole di concretezza, dottoressa Rozza, e poi due parole di concretezza da parte di Donghi, così andiamo in chiusura totale. Siccome il mondo non è quello che mi piacerebbe, l'ho messa così, e siccome la realtà non è quella che vorrei io, so per certo però che se voglio dare sicurezza ai miei cittadini e nella realtà attuale tutti i lavoratori devono essere regolarizzati, perché questo crea legalità, sicurezza e mi elimina il mare su cui si alimenta la criminalità organizzata, perché gli immigrati non regolari diventano manodopera per la criminalità organizzata italiana e straniera. Chiarissimo. Quindi, Donghi, due parole, chiarissimo, Donghi, chi vuole lavorare, questo è il tema. Donghi, due parole, abbiamo 15 secondi, due parole di concretezza da parte anche sua. Per non fare un torto a tutti quegli immigrati regolari che sono arrivati tanto tempo fa e si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato, noi dobbiamo partire da un principio. Dobbiamo partire da un principio. Anche loro. Ma assolutamente no, io posso citare tanta gente che è arrivata regolarmente ed è anche laureata, è partito a fare vi devo interrompere perché ormai siamo agli sgoccioli. Solo questo. Se uno ha diritto entra, se non ha diritto non ci deve entrare. Questo è il principio della legalità sia di destra che di sinistra. Se non è così avete un problema con la legalità e con gli stati, non governerete sicuramente ne torneremo. Scusatemi, dobbiamo chiudere. Sicuramente torneremo a parlarne, è un argomento molto dibattuto. Lo chiudo io con una sola parola, anche un po' provocando, ma della quale
credo fortemente. Remigrazione. Ringrazio i nostri ospiti di oggi per aver dibattuto sul tema, ringrazio Massimo Salvati, Francesco Borgonovo e noi ci rivediamo alla prossima puntata alla Cittadella. Un saluto. Stai ascoltando